A grandi passi verso le elezioni provinciali del 30 giugno prossimo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento si lavora per dare corso agli adempimenti burocratici che porteranno alla composizione del nuovo organismo che gestirà le ex province regionali. È partita già infatti la richiesta da parte del commissario straordinario di Pisa, diretta ai segretari generali dei 43 comuni che compongono il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, di pubblicare online negli albi pretori di pertinenza il decreto del Presidente della Regione di indizione delle elezioni. La segreteria generale entro il 16 maggio invece curerà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Poi il governatore Musumeci dovrà emettere un nuovo decreto con il quale vengono indetti i comizi elettorali per l'elezione del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio. Anche questo decreto dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entro 5 giorni dalla pubblicazione, ma non oltre il 21 maggio, dovrà essere costituito l'ufficio elettorale composto da 3 segretari comunali nominati dall'assessore regionale delle autonomie locali, di cui uno con la funzione di presidente, e da un dirigente di un comune della provincia in qualità di segretario. Entro il 30° giorno antecedente la votazione, l'ufficio elettorale formerà l'elenco degli elettori e disporrà la pubblicazione anche online negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Le candidature a presidente e consigliere provinciale potranno essere presentate dalle ore 8 del 9 giugno fino alle ore 12 del 10 giugno, anche se festivi, presso l'ufficio elettorale. Il termine finale per la costituzione del seggio elettorale avverrà il 20 giugno, mentre si voterà il 30 dalle 8 alle 22. Lo scrutinio delle schede elettorali avrà inizio alle ore 8 del 1 luglio. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmetterà il relativo esito all'ufficio elettorale per la verifica dei dati e la proclamazione degli eletti.